Salve bella gente e bentornati sul canale. Sapete cos'è questo? Telefono, sì. Ma è anche un computer di fascia alta. E ora vi spiego perché, ma prima cambio luci. Vi piacerebbe poter giocare ai vostri giochi preferiti in versione PC ovunque vi troviate, senza aver necessariamente bisogno di un PC adeguato che li esegua? Quindi poterli giocare su smartphone, su tablet, su un computer con un hardware vecchio, datato? Beh, oggi si può. Beh, in realtà è da un po' di tempo che si può, ma comunque andiamo avanti. Oggi vi parlo del servizio di cloud gaming online offerto da Nvidia, ovvero l'Nvidia GeForce Now, servizio di cui si può usufruire in maniera gratuita tra l'altro, perché a noi le cose quando sono gratis piacciono di più. Ciò che vi serve, oltre naturalmente a registrarvi sul sito Nvidia, è uno schermo su cui riprodurre il gioco ed il gioco è fatto. Guarda che gioco di parole. Comunque, oltre a questo vi servirà anche una rete internet adeguata, il sito consiglia più o meno una 50 mega, ma io sono riuscito a far girare il tutto anche con meno. E infine un controller e una tastiera. Non vorrete mica giocare con la forza del pensiero. Ma adesso spostiamoci al computer. Regia, cambio camera. Allora, una volta arrivati davanti al computer, l'interfaccia che vi troverete davanti sarà questa qui. Ma fermiamoci un attimo, per chi non sapesse cos'è il cloud gaming, beh, per semplificare, diciamo che è come giocare in streaming su un altro computer che si trova da qualche altra parte nel pianeta. In questo caso un computer molto potente. Fa girare Cyberpunk a ultra, ragazzi. A ultra. Ma torniamo a noi. Esistono diverse piattaforme che permettono di giocare in cloud, ma io vi consiglio la piattaforma Nvidia perché è la più versatile, potendo acquistare i giochi su più piattaforme come Steam, Epic Launcher e Ubisoft Connect, usufruendo di eventuali sconti, ed è la più performante sul punto di vista di input lag delle sue concorrenti. Spostandovi sulla sinistra troverete il menu, con giochi, galleria e impostazioni. Da impostazioni si accede a quello che concerne la sincronizzazione con i vostri dati di gioco, il server dal quale vi collegate e la qualità dello streaming, parte molto importante che può essere settata su equilibrata, risparmio dati che è molto utile se giocate da mobile con dati mobili, competitiva che è l'impostazione che cerca di abbassare quanto più possibile l'input lag, e personalizzata che vi tornerà molto utile potendo settare il tutto per far aderire tutte le impostazioni alla vostra velocità di rete nel caso in cui la vostra rete domestica non sia particolarmente performante. Detto questo, torniamo alla pagina principale, ovvero giochi. In questa pagina troverete la vostra libreria di giochi e un catalogo di giochi proposti da Nvidia. Per l'acquisto non sono tutti quanti gratuiti quelli che vedete, quelli gratuiti sono messi qua sotto, c'è una sezione dedicata. Prima di acquistare un gioco che volete riprodurre magari specificatamente su questa piattaforma, andate sempre nel campo di ricerca e controllate la sua presenza in elenco, perché non sono tutti compatibili. Benissimo, ma torniamo fuori dal computer. In questo momento ho collegato il mio controller al mio iPhone e su iPhone è avviato GeForce Now. Proviamo ad avviare Cyberpunk. Benissimo, il gioco è partito e mi ritrovo a giocare a Cyberpunk con i settaggi a ultra su un iPhone. E il tempo di risposta, come potete vedere, è istantaneo. Benissimo, proviamoci a fare un giro in moto. Cioè ragazzi, è impressionante. E come ultima cosa ragazzi, ci tengo a precisare che Nvidia GeForce ha due piani abbonamento. Uno gratuito, che vi permette di accedere e giocare ai giochi sulle varie vostre librerie con un tempo massimo di esecuzione di un'ora, dopodiché dovrete riuscire e rientrare. Nel caso in cui il gioco a cui voi vogliate giocare sia un gioco particolarmente richiesto, aspettare una coda di accesso, mentre poi c'è la versione a pagamento che con 27 euro e qualche centesimo vi dà un abbonamento di 6 mesi con accesso prioritario e quindi praticamente istantaneo ai giochi che volete giocare, anche se sono usciti lo stesso giorno, e tempo di riproduzione illimitato. In definitiva, spero che questo video vi sia tornato utile e vi invito a dare un'occhiata anche alle altre playlist sul canale. Magari trovate qualcosa di interessante.